ma come non ti accorgi? Ti nasconderai dentro ai sogni miei, ma io non dormirò. Mi dovrà passare, e quanti amori avrai, che cosa gli dirai, e quanto anche di me, piccola, sfiorami la mano davanti a questo cielo. Togliti di dosso le paure che hai, chiudi gli occhi e guardami, nel tuo respiro vivimi, anche se il tuo dolore è forte, amami. E quando arriva sera, tutte le volte che mi dici basta e basta più non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore, per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il simbolo del male. Bentornati a Sette Note, una scatola magica musicale, un jukebox sentimentale di ricordi, emozioni, passioni che suona per voi. Valerio Scanu, intonato, positivo, caparbio. La nouvelle vague del melodismo sardo. Intanto la sigla. Una bella voce potente, capace di brillare, riconoscibile al primo ascolto. Valerio Scanu ha conquistato il pubblico in poco tempo. Irrompe sulla scena musicale italiana come una scarica elettrica. Scoperto bambino da Mike Bongiorno, nel 2002, appena dodicenne, incanta il pubblico interpretando Cambiare di Alex Baroni. La storia seguente è nota a tutti, da Amici al prestigioso palco di Sanremo 2010, senza mai tradire se stesso. Una scommessa vinta dalla musica italiana. Sì. Meraviglioso, ma come non ti accorgi? Io credo che la mia origine sarda abbia più caratterizzato la mia persona. Ecco, il fatto di essere magari a volte testardi, ma allo stesso tempo molto ambizioso. Ecco, io sono sempre stato un bambino, poi un ragazzo, vabbè, sono ancora un ragazzo ambizioso. Insomma, ho sempre raggiunto quelli che sono stati i miei obiettivi, quindi io credo che anche il fatto di essere testardo, il fatto di essere sardo, ecco. Se dovessimo iniziare a raccontare quello che è stato il mio percorso musicale e televisivo, inizieremo dal 2000 con un programma condotto da Paola Perego, Canzoni sotto l'albero. Era una gara, io mi classificai terzo. Il vero successo è stato nel 2002 con Mike Bongiorno, Bravo Bravissimo, in cui vinsi sia la mia serata sia la finalissima, cantando un brano di Alex Baroni, Cambiare. E il vero successo, il vero onore per me fu appunto ricevere la chiamata della madre di Alex Baroni, in cui si complimentava con me per, insomma, aver ricordato il figlio, insomma, in maniera più che discreta, ecco. Ti nasconderai dentro agli occhi miei, ma io non guarderò. Io dovrò
successo da grande è stato appunto Amici. Nel 2008 avevo 18 anni, iniziai a fare la prima selezione, venni dalla Sardegna da solo a Roma e in realtà bugia, venni con un'amica a fare il provino. Proprio facemmo un sacco di ore di fila, ma tante, e passai il primo, poi passai il secondo fino a fare praticamente, non ricordo se erano 9 o 10 provini e poi arrivare in puntata per essere poi chiamato tra gli allievi. La cosa difficile, oltre a entrare ad Amici, perché è molto difficile, nel senso ti devi giocare tutto in quei pochi secondi che hai a disposizione per far sentire quello che sei, perché comunque eravamo migliaia di ragazzi. È difficile entrare e difficile rimanerci. Io non mi dimentico dei sogni irraggiungibili, degli attimi lunghissimi a superare il vento. Io non ti dimentico, perciò non farlo neanche tu. Ricordati dovunque sei, ricordati di noi. Ogni tanto passo ancora sotto casa tua e quando penso che il destino ti ha portato via, il dolore spinge fuori le mie lacrime. Credimi che mi manchi tanto adesso, oggi come allora. Dimmi che mi senti, che l'anima tua vola, ti respiro e tu mi sfiori impercettibile. Non lo sapeva il destino che noi siamo più forti di lui. Io non mi dimentico dei sogni irraggiungibili, degli attimi lunghissimi a superare il vento. Io non ti dimentico, perciò non farlo neanche tu. Ricordati dovunque sei, ricordati di noi. Per me è stato più che piacevole, nel senso non ho mai avuto le diatribe che ho avuto magari con qualche compagno lì, facevano parte del gioco e non hanno pesato, non hanno influito quello che è stato il mio percorso artistico lì dentro. Un'altra città, in quanti occhi troverai. L'indifferenza e quanta ne conserverai per te. Che cosa vedrà chi saprà arrivare fino a te? Come farà ad amarti più di me? Amore mio, come si fa a dirsi addio, lasciarsi, che sapore avrà? Due stelle che cadranno un po' più là, e sarai tu e sarò io, due desideri spesi già. Per un attimo all'unisono, prima di cadere giù. Battono piccole ore che scavano nell'anima, perché sei ancora Conquista l'Ariston con Per tutte le volte che, una storia d'amore, una canzone seducente sia nel testo che nelle armonie, che alterna strofe intense all'esplosione del ritornello,
Un successo che ha reso il far l'amore in tutti i luoghi e in tutti i laghi un piccolo classico contemporaneo. Il brano apre la strada all'album omonimo. Disco d'oro con oltre 30.000 copie vendute. Nello stesso anno pubblica Parto da qui. 9 pezzi anticipati dal singolo Mio, una ballad pop in cui Valerio esprime tutto se stesso. Meraviglioso, ma come non ti accorgi? Sanremo, oddio, successo, non dico inaspettato, però è il successo un po' sperato, sai, quando fai un lavoro e ci metti tutto quello che ci puoi mettere, soprattutto cuore, musica, testa, e speri che comunque vada per il meglio. Per tutte le volte che è stato il brano insomma, con cui vinsi Sanremo, un brano scritto da Pier Davide Carone, e mi colpì subito, proprio quando la sentii la prima volta. In realtà il brano ebbe successo anche per far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi che si ricordano tutti. È stata l'ultima cosa che mi ha colpito di quel brano, sinceramente, perché era immediato, era bella la musica, non era scontato il testo, cioè c'era proprio un iter nel testo, quindi ho sempre dato questa spiegazione addirittura in conferenza stampa dopo la vincita. Per tutte le volte che mi dici basta e basta più non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore. Per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il simbolo del male. Per tutte le volte che e tu hai la colpa o forse non lo è, ma il dubbio basta a farmi ritrovare quella voglia di gridare, ma poi c'è una volta in cui scatta qualcosa fuori e dentro noi e tutto il resto è piccolo come uno spillo impercettibile, come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo più tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci segue, ma ormai siamo irraggiungibili. Nel 2012 feci il primo concerto organizzato da me, insomma senza agenzie, senza insomma, grandi agenzie dietro. Fu un successo e venne ripreso, insomma, presi degli operatori, affittai anche la sala di registrazione lì all'auditorium e abbiamo ripreso il concerto. Poi pochi mesi dopo, nel 2013, abbiamo deciso di pubblicare Valerio Scanu Live in Roma, che era appunto il concerto che abbiamo fatto all'auditorium pochi mesi prima. Fu il primo prodotto discografico prodotto dalla mia etichetta, primo di spero tanti, e fu un successo perché comunque abbiamo stampato delle copie in edizione limitata che sono finite, quindi meglio di così non poteva andare, nonostante insomma autoprodursi al giorno d'oggi è bello tosto, soprattutto perché le cose vanno più a rilento, perché ancora non sai come muoverti, è un po' il rodaggio, ecco, questo disco è stato un po' il rodaggio, questo primo CD più DVD. La scelta di muoversi autonomamente nasce dall'esigenza di creare un qualcosa di mio, di circondarmi di gente che crede in me quanto ci credo io, se non di più, e insomma poi una volta che un prodotto
proprio tu al 100% a un successo, anche insomma una soddisfazione personale non indifferente. Per cui adesso io lavoro con gente che crede in me veramente tantissimo, a partire da chi mi gira i video, a finire con insomma col produttore che investe quasi quanto stiamo investendo noi, ecco. L'amore che io ti darò fa volare più in alto del manto di nuvole che copre il sole, e ti raggiungerò e sarò nel vento che fa incontrare ogni attimo del tuo e del mio sentimento. Le ombre che si toccano. Ho creato un vlog in cui faccio vedere tante cose di me, oltre che della musica. Faccio vedere quando cucino, faccio vedere quando faccio le imitazioni, faccio vedere quando, insomma, un po' di passioni, ecco. Condivido con tutti quelli che sono i miei fan, e non solo. Io penso che il vlog sia anche un modo per riscattarsi, ecco. Io ho sempre avuto l'etichetta dell'antipatico, che per carità, nel senso non si può star simpatici a tutti, però nemmeno, insomma, io penso sia un'etichetta abbastanza, cioè non me la sento addosso, nel senso mi sento molto pungente quando dico le cose, però allo stesso tempo mi sento sardo, appunto, e mi sento sincero, soprattutto, cioè non ti dico una cosa, ho una cattiveria tanto per, capito? La battutina te la posso fare perché comunque io sono un tipo che ironizza anche su me stesso. Living alone, I think of all the friends I've known, but when I dial the telephone, nobody's home. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. All by myself, don't wanna live all by myself anymore. Nel 2012 Così diverso, l'ultimo disco del cantante. 10 canzoni con un unico tema, l'amore. Un disco più maturo, un passo in avanti nel suo cammino artistico, già costellato di successi. Oggi Valerio ha deciso di dedicarsi a nuovi progetti. Ha fondato infatti una sua etichetta discografica ed è pronto per un nuovo disco, 11 inediti che rompono completamente con il passato. Un nuovo modo di intendere la musica, un nuovo percorso artistico ed esistenziale. Meraviglioso, ma come non ti accorgi? Prendi tu il controllo adesso, io mi voglio perdere. Non lo so cosa è successo, come un bimbo voglio stare qui. Sulle mani, sono perso dentro di te, qui.
tutto bene, non ti devi preoccupare, no. La mia coperta sul cuore. Non venirmi a cercare, ora so dove andare senza di te. Ora fammi guardare, tutto il cielo è caduto dentro i tuoi occhi. E se un angelo si affaccia per vedere come mai non c'è un paradiso e basta, ma il mio cielo io lo vedo qui. Sono perso dentro di te, qui. L'universo è dentro di te. Vieni, vieni, e sei la mia coperta sul cuore. Tutto bene, non ti devi preoccupare, no. La mia coperta sul cuore. Una goccia non può diventare un mare, se era vero amore non lo saprò mai. Questa notte dovrà prima o poi finire, e quando verrà il sole lì mi troverai. Sarò qui nascosto ad aspettare chi mi scoprirà. Troppo curioso di vedere se è proprio vero che tutti l'amore cambia, non puoi fare senza, solo chi non ama non cambia mai. Per quella che è stata la mia formazione musicale, gli artisti più importanti sono stati Whitney Houston, Celine Dion, Giorgia e Baroni. Questi sono proprio quelli che hanno formato quello che è il mio mood, il mio genere musicale, e tuttora sono insomma artisti che ascolto. Tra l'altro da poco ho preso il disco, insomma, il disco di Giorgia per esempio, che ho scritto anche a lei questa cosa perché mi ha sorpreso positivamente più di quanto abbia fatto con i dischi, con gli ultimi dischi con i quali è uscita. Proprio non mi capitava da anni di andare a dormire con la musica sul telefono proprio messa lì che insomma mi accompagnava nel sonno. Love can touch us one time, it lasts for a real lifetime, and if we let go deep, we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you in my life, will always go on.
sto preparando un disco di inediti che uscirà nel 2014 e già abbiamo tutti i brani, ho scritto quasi tutti i brani. È praticamente quasi un annetto che stiamo cercando, forse anche di più, che stiamo cercando canzoni, che sto cercando di comporre. Io dico sempre stiamo perché comunque siamo un team, anche se magari le canzoni le scrivo solo io, per me è sempre stiamo. E quindi c'è un brano che avevo nel cassetto da circa 3 anni e che ho tirato fuori. Un brano che tra l'altro ho scritto anch'io, mentre tutti gli altri brani sono proprio recenti. Diciamo che io sono uno che registra in maniera abbastanza estemporanea. Per registrare le voci definitive sono abbastanza veloce perché so quello che voglio, so quello che il produttore vuole, siamo sempre d'accordo. Mentre invece c'è tutto un lavoro prima, c'è il pre, che è bello tosto. Su questo disco che sto andando a promuovere ho lavorato tanto, proprio prima della produzione effettiva. Ho lavorato molto sui testi, ho lavorato molto sulle canzoni, ho scritto tante canzoni in questo disco. Ci sono più canzoni mie che degli altri. Insomma, il primo lavoro effettivo in cui metto le mani al 100%. Sette note, una scatola magica musicale, un jukebox sentimentale di ricordi, emozioni, passioni che suona per voi. Vi aspettiamo la prossima settimana. Buonanotte. Sono io, non riattaccare, lasciami parlare.